A 2 settimane dalle elezioni amministrative del 31 maggio che rinnoveranno in Sardegna 169 amministrazioni comunali, 27 delle quali in provincia di Nuoro, i candidati sindaci e gli aspiranti consiglieri stanno bruciando le tappe per presentarsi ai loro potenziali elettori. A Nuoro, dove i candidati sindaci sono 6 e i potenziali consiglieri 450, si sta registrando una fervente attività politica che sta coinvolgendo anche i cittadini, chiamati a partecipare ad incontri con i candidati al fine di conoscere in prima persona i punti salienti del programma. È stato il caso ieri della lista civica Idea Comune che candida come sindaco l'avvocato Stefano Mannironi, che in caso di elezione sarà affiancato dalla figura della co-sindaca, ruolo ricoperto da Lilli Mustaro. I candidati di Idea Comune, che corre da sola, ieri hanno incontrato i cittadini e i simpatizzanti nel corso di un incontro pubblico ospitato in piazza Sebastiano Satta. Al centro dell'appuntamento il focus su alcuni punti del programma come viabilità, arredo urbano, lavoro e attività produttive. Stamattina invece è stata la volta della lista del Partito Socialista Italiano, che fa parte della coalizione di centrosinistra che sostiene la candidatura a sindaco di Alessandro Bianchi. L'appuntamento politico si è svolto nell'Eurohotel. Gli onori di casa sono stati fatti dal segretario Mario Giannasi. Alla presentazione dei candidati sono intervenuti tra gli altri il presidente Rocco Celentano. In sala anche alcuni candidati. Il PSI anche in questa tornata elettorale conferma l'alleanza storica del centrosinistra che lo ha visto partecipare con ruoli di rilievo anche alla giunta comunale uscente. L'obiettivo è ovviamente quello di confermare in municipio il quadro politico che ha governato Nuoro negli ultimi 15 anni. Intanto anche gli altri candidati sindaci si stanno muovendo con diverse iniziative. Pierluigi Saiu stamattina ha incontrato i cittadini per le vie della città. Ieri Basilio Brodu, candidato per il centrodestra, ha presentato la lista che lo sostiene, Cambiamento insieme si può. Stasera invece nuovo appuntamento per Andrea Soddu, candidato per un raggruppamento di 6 liste che incontrerà i cittadini in Piazza Italia. Il quadro degli appuntamenti politici sarà chiuso da Torelai, candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle, che ha in programma una manifestazione politica ai Giardini a partire dalle 16.